Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Sono Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico. Do il benvenuto innanzitutto a tutte le persone che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook e il canale YouTube di Avviso Pubblico, ma anche su altri siti e su altri canali che si sono collegati quest'oggi. Per fare che cosa? Per celebrare la quinta giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che è stata istituita dalla Regione del Veneto con la legge numero 48 del 2012. La giornata di oggi si sarebbe dovuta svolgere il 20 marzo scorso al Palasport di Verona, però purtroppo il Covid ci ha impedito di fare questa iniziativa, ed è un'iniziativa che giunge al termine di un percorso che ha coinvolto 14 scuole di tutto il Veneto per un totale di circa 700 ragazzi e più di 30 insegnanti, che in questi mesi, da novembre del 2019 a febbraio del 2020, hanno lavorato per capire meglio che cosa sono le mafie, come sono presenti nella regione del Veneto, ma soprattutto hanno individuato i nomi di alcune vittime di mafia, hanno cercato di studiare la storia di queste persone e hanno prodotto dei lavori. E questi lavori noi oggi li presenteremo online in diretta insieme a voi. Ci tengo a ricordare che la giornata della memoria e dell'impegno, la giornata regionale, è collegata alla giornata nazionale della memoria e dell'impegno, promossa da Libera e da Avviso Pubblico il 21 marzo di ogni anno. Da 3 anni questa giornata del 21 marzo è diventata anche per legge dello Stato una giornata nazionale. Anche questa giornata purtroppo non si è potuta celebrare, sarà molto probabilmente, tutti lo speriamo, fatta nella primavera del 2021 nella città di Palermo. Purtroppo devo dire che delle 14 scuole che abbiamo coinvolto nello scorso anno scolastico, non tutte oggi possono essere presenti, ma i motivi sono molto concreti. Alcuni ragazzi l'anno scorso frequentavano la quinta superiore e quindi adesso sono andati all'università. Alcuni docenti hanno cambiato istituto e quindi gli risultava difficile recuperare il lavoro fatto, il rapporto con i ragazzi con cui erano stati in contatto l'anno precedente. In altre scuole, sappiamo tutti, il Covid ancora adesso sta creando seri e notevoli problemi di organizzazione. Però ci tenevamo a mandare a tutti quanti un grande ringraziamento, un grande saluto, così come un grande ringraziamento, un grande saluto e un grande abbraccio lo vogliamo mandare a tutti i familiari delle vittime innocenti delle mafie che ogni anno incontriamo in giro per l'Italia, che alcuni di loro oggi ci stanno anche seguendo. Per quanto riguarda la giornata di oggi, partiremo con una serie di brevi saluti istituzionali, poi presenteremo i lavori delle scuole, poi ci sarà una testimonianza molto importante che ringraziamo per aver accettato il nostro invito, che è quella del generale Angiolo Pellegrini, generale dei Carabinieri, una lunghissima esperienza nella lotta alle mafie e collaboratore di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. E alla fine, ecco, avremo anche un saluto da parte di un'altra rappresentante della Regione del Veneto. Io adesso darei la parola, salutandolo e ringraziandolo per essere presente con noi, a Roberto Ciambetti, che è presidente del Consiglio regionale del Veneto. Grazie alla Regione del Veneto per aver sostenuto da 5 anni questo progetto. Ricordo che il progetto va avanti, c'è un nuovo bando che scade il 25 di ottobre. Ecco, da 5 anni la Regione del Veneto sta lavorando con le scuole per diffondere e promuovere una cultura di legalità e di cittadinanza responsabile. Buongiorno Presidente, ben arrivato, a lei la parola. Buongiorno a voi e veramente complimenti per tutto il lavoro che fate. Io porto il saluto dell'intero Consiglio regionale del Veneto che proprio oggi si riunisce a Venezia per dare avvio alla 11ª legislatura. Io fui tra i consiglieri che votarono la legge numero 48 del 2012, con cui la Regione Veneto previde un'ampia serie di azioni tese a contrastare il crimine organizzato e mafioso sul territorio regionale, impegnandosi a promuovere la diffusione della cultura, della legalità e della cittadinanza responsabile. Tra le tante iniziative, l'evento legato a questa giornata curato da Avviso Pubblico in collaborazione con Libera è un momento di straordinaria importanza e valenza.
La giornata regionale della memoria, dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, scusate, nasce da un compito preciso assunto dal legislatore, nella convinzione che la battaglia contro le mafie si svolge su più piani: quello giudiziario, quello dell'ordine pubblico e della sicurezza, quello economico, ma soprattutto e non da ultimo sul livello culturale, per formare e informare le coscienze. La mafia e la criminalità non sono nemici imbattibili, anzi, non solo si possono contrastare efficacemente, ma anche sconfiggere e debellare definitivamente, come ci spiegò Giovanni Falcone. È una lotta dura, difficile certo, e va combattuta innanzitutto sul terreno della cultura. Non si lotta solo nelle piazze, nelle strade, nelle officine o con i discorsi o con gli scritti o con i versi. La lotta più dura è quella che si svolge nell'intimo delle coscienze, nelle strutture più delicate dei sentimenti, ammoniva Pierpaolo Pasolini. Ed è proprio su questo terreno che noi dobbiamo operare, affinché nell'intimo di ciascuno nasca la repulsione per ogni forma di sopruso, per ogni forma di violenza. La mafia e le organizzazioni mafiose vivono nell'odio, nell'esercizio di un potere perverso che violenta le coscienze e che rende schiavi. Noi dobbiamo credere nella primavera della libertà. Chi è morto per mano delle mafie è caduto per difendere la nostra libertà. Nessuno ha il diritto di sopraffare chiunque altro, nessuno può elevarsi a giudice dell'altrui diritto se non appunto chi opera sulla scorta di leggi promulgate dal legislatore, agendo nelle norme delle istituzioni democratiche. Laddove lo Stato è assente, laddove lo Stato latita, le mafie trovano terreno fertile, ma trovano terreno fertile anche dove c'è chi sottovaluta la loro violenza e la carica mortale, laddove non si crede nella legalità, laddove non si vuol vedere l'ingiustizia, il sopruso e la violenza. Se vogliamo rendere onore veramente alle vittime innocenti delle mafie, dobbiamo stringerci attorno alle forze dell'ordine, attorno alla magistratura e alle istituzioni democratiche e fare invece terra bruciata attorno alle mafie. I signori della morte, della violenza, del sopruso, rispondiamo con il nostro inno alla vita, alla libertà, alla democrazia, con scelta di giustizia e legalità. Coloro che morirono innocenti vittime delle mafie vivono per sempre nel cielo dei giusti e dal cielo dei giusti possono sempre essere per noi esempio di fonte e di speranza. Veramente complimenti per il lavoro che fate e speriamo nei prossimi mesi di poter tornare a fare questa giornata come siamo abituati a fare in presenza con i ragazzi, con le forze dell'ordine, dando anche i giusti riconoscimenti a chi si è battuto negli scorsi mesi appunto per contrastare la mafia. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente, grazie per aver ricordato che non basta solo la lotta repressiva alle mafie, ma c'è bisogno della cultura, c'è bisogno della responsabilità e il Veneto deve fare i conti col fenomeno mafioso e quindi questo progetto ci auguriamo, auspichiamo che serva anche a questo. Vorrei ringraziare assieme a lei anche alcune persone della regione che hanno lavorato con noi, lo staff dell'assessore Cristiano Corazzari, ma vorremmo ringraziare anche la dottoressa Antonella Lazzarini, la dottoressa Daniela Fregona, il dottor Caccin, il dottor Stacchiola, il dottor Pasqual e la dottoressa Cisilino. Ecco, queste persone ci hanno dato una mano fattiva e li ringraziamo molto per realizzare questo progetto. Mi permetto di ricordare anche Bruno Pigozzo che ha seguito per me per parecchi anni questa, chiamiamola, delega e lo ha fatto assolutamente con convinzione e con grande lavoro. Certo, Bruno Pigozzo, vicepresidente, concluderà la giornata di oggi e la ringrazio per aver anticipato questo ringraziamento e questo saluto. Arrivederci. Adesso un saluto da parte di Sabrina Doni. Sabrina Doni è sindaco di Rubano, comune in provincia di Padova, e da pochi mesi è coordinatrice regionale di avviso pubblico nella regione del Veneto. Spero che non ci siano problemi di collegamento. Se ci sono problemi direi di passare a Roberto Tommasi, nell'attesa di... prego la regia. C'è Roberto scollegato anche, quindi sto provando a capire come mai non riescono a collegarsi né l'uno né l'altro.
Proviamo un attimo a vedere qual è il problema. Ci scusiamo, nel frattempo magari che loro stanno riprovando ad accedere hanno problemi di connessione. Allora magari ora che vedete Giulia Migneco, la detta stampa di Avviso Pubblico, che sta facendo la regia, la ringraziamo molto. Magari presentiamo il portale delle Esatto. scuole. Mentre aspettiamo, presentiamo il portale delle scuole. Ok, allora molto brevemente, per raccogliere i lavori delle scuole di tutte queste 5 edizioni del progetto Giornata Regionale della Memoria e dell'Impegno, Avviso Pubblico ha realizzato insieme alla Regione del Veneto un portale che viene messo a disposizione di tutte le scuole. Ci sono tutti i lavori che sono stati fatti, ci sono delle indicazioni di tipo bibliografico, sitografico, filmografico, ci sono documenti istituzionali, il sito è aperto, c'è la legge regionale del 48 e quindi le scuole possono attingere da questo strumento per continuare a lavorare sul tema della lotta alle mafie e la legalità. Adesso pregherei allora Giulia Migneco di presentare il portale, perché è uno strumento che è utile per le scuole, e poi speriamo di riuscire a collegarci con Roberto Tommasi. Eccolo, anzi, vedo Roberto Tommasi, quindi il suo saluto a nome di Libera Veneto. Grazie Roberto, lui è referente di Libera Veneto. Con Libera abbiamo fatto gli incontri nelle scuole e quindi grazie, a te la parola Roberto. Grazie per l'opportunità, buongiorno a tutte e a tutti, è veramente una giornata speciale anche dato il contesto nel quale ci troviamo. Ecco, Pierpaolo, ricordavi prima che nel percorso i ragazzi hanno anche cercato di ricostruire delle storie, sono eventi dolorosi che riguardano il passato in tanti casi, ma che devono essere comunque una testimonianza. E questa testimonianza voi l'avete guardata nella versione delle vittime, è un valore altissimo che non può essere tralasciato, è per noi un obbligo di memoria, un discorso che riguarda il passato ma che è rivolto al futuro di tutti. Allora questo vuol dire esercitare contemporaneamente la nostra responsabilità di persone, la nostra responsabilità di cittadini, di abitanti di questa terra, che diventiamo portatori di una richiesta di verità e di una richiesta di giustizia che sappiamo bene in molti casi e in molte storie che voi avete studiato non è ancora stata riaffermata. E allora occorre contrastare l'indifferenza, perché è l'indifferenza che genera l'oblio, è l'indifferenza che continua a uccidere ogni giorno sia chi è stato privato della propria vita dalla violenza mafiosa, ma chi oggi è privato della propria dignità, e quindi occorre che ci facciamo portatori di un sentimento di cittadinanza attenta e responsabile. Dobbiamo renderci conto che in un paese come il nostro, dove già prima che scoppiasse la pandemia una persona su 3 viveva a rischio di esclusione sociale, è molto preoccupante immaginare la situazione dei prossimi mesi. Per di più sappiamo che se lo Stato fallisce, dove lo Stato fallisce, là più facilmente crescono quei sistemi di regolazione alternativa, sistemi non democratici, sistemi collusivi e sistemi mafiosi. È allora necessario ripensare i modelli economici, conferire solidità ai beni comuni. E da dove si deve partire? Proprio dalla scuola. Aggiungerei la sanità. Anche in questo nostro Veneto, soprattutto oggi, come è stato richiamato, è necessario che assumiamo consapevolezza e conoscenza, perché la consapevolezza di quello che sta accadendo e che è accaduto nel Veneto con la presenza mafiosa deve diventare una conoscenza condivisa, al di là degli stereotipi di forme di studio sulle mafie che appartengono al passato. Dobbiamo guardare molto al presente e di come la nostra società è contaminata dai sistemi mafiosi. Aggiungo che è necessario in questo ragionamento saldare la cura dell'ambiente e dei territori con l'impegno per la libertà e per la dignità delle persone. E allora la giornata di oggi assume una valenza simbolica
è una valenza evocativa molto forte, però deve rappresentare un momento di passaggio, il passaggio in un percorso di memoria e di impegno che va condiviso e va sostenuto durante tutto l'anno, giorno dopo giorno. La legge regionale 48 del 2012 ne sottolinea l'importanza fin dal titolo: attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. È una legge importante. Auspichiamo che questa legge venga anche aggiornata in alcuni punti, forse è il momento di pensarci. Per primo, quello di uniformare questa legge regionale, che è una bella legge, alla legge nazionale che prevede la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti e delle mafie. Quest'anno la giornata l'abbiamo celebrata in un modo molto anomalo, l'abbiamo celebrata con i social. Abbiamo dedicato un fiore virtuale a ciascuna delle oltre vittime innocenti della violenza mafiosa. L'anno prossimo ci auguriamo di poterci guardare in faccia a Palermo. E allora vi ringraziamo la Regione, il Consiglio regionale, ringraziamo Avviso Pubblico, ringraziamo voi dirigenti, voi insegnanti che siete impegnati ogni giorno e voi studenti. Ci auguriamo di proseguire insieme attraverso ogni tipo di iniziativa immaginabile, pur nella difficoltà di questo momento, ogni iniziativa che possa portare avanti questo nostro impegno comune. Laboratori, assemblee, percorsi di approfondimento che siano mirati a fare della scuola un polo permanente di cittadinanza responsabile a beneficio dell'intera comunità. Questo è il mio auspicio e il mio ringraziamento per la vostra presenza oggi. Grazie. Grazie molte Roberto, continueremo a far cose insieme, Avviso Pubblico e Libera, grazie al sostegno della Regione per ampliare sempre di più questa rete di memoria, di impegno e di cittadinanza responsabile. Vedo collegata, mi fa molto piacere, Sabrina Doni, ricordo sindaco di Rubano e coordinatrice regionale di Avviso Pubblico per il Veneto. A te la parola, Sabrina. Buongiorno Pierpaolo, buongiorno a tutti. Intanto mi scuso di essermi collegata con qualche minuto di ritardo, ma ho avuto problemi di collegamento per cui mi sono persa l'intervento del Presidente Ciambetti, ma sono riuscita a sentire quello che ha detto il professor Tommasi. Allora, intanto buongiorno a tutti. Rivolgo un saluto cordiale a nome di Avviso Pubblico al Presidente appunto del Consiglio della Regione Veneto, al coordinatore regionale di Libera Veneto che sono intervenuti prima di me, ad Angelo Pellegrini, generale dei Carabinieri, che non so se è già collegato o si collegherà più tardi, che concluderà questa mattinata di lavoro, ai docenti e agli studenti delle scuole che hanno partecipato a questa edizione del progetto 2019-2020, agli amministratori locali veneti, in particolare quelli aderenti ad Avviso Pubblico, e a tutti coloro che stanno seguendo questa diretta. È importante ricordare che questa giornata è frutto di una scelta ben precisa, a cui siamo riconoscenti. La Regione del Veneto, ente socio di Avviso Pubblico, con la legge 48 del 2012, l'ha prevista e voluta 5 anni fa, ed è ancora più importante che continui a proporla e sostenerla ancora oggi. La giornata regionale è un progetto di memoria e impegno in ricordo delle vittime di mafia che ogni anno coinvolge 14 scuole e circa 700 studenti di tutte le province del Veneto in un percorso didattico-educativo di approfondimento e di presa di coscienza. Come è avvenuto negli anni scorsi a Venezia, a Vicenza, a Treviso, a Padova, anche quest'anno avremmo voluto celebrare la giornata regionale a marzo in presenza e purtroppo il Covid non ce l'ha concesso e tuttora non è possibile. Nonostante le difficoltà del tempo che stiamo vivendo, la giornata di oggi è particolarmente significativa perché illustrando i lavori delle scuole ricorderemo i nomi, i cognomi e soprattutto la storia di vita di donne e uomini che di fronte alle mafie non sono rimasti indifferenti, non si sono piegati, non hanno taciuto.
ma si sono impegnati per sconfiggere la violenza, la sopraffazione e l'arroganza, cercando nel contempo di affermare la giustizia sociale, pari diritti e pari doveri per tutti. Nei mesi scorsi la nostra regione purtroppo è stata teatro di alcune inchieste svolte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, che hanno portato all'arresto di decine e decine di persone, alcune delle quali venete, e al sequestro di beni per milioni di euro. Purtroppo il Veneto e il nostro nord-est, terre ricche e produttive, non sono isole felici, come ha giustamente affermato la Commissione parlamentare antimafia, ma devono fare i conti ogni giorno col fenomeno mafioso. Il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, a luglio ha dichiarato che quelle in Veneto ormai non sono più solo infiltrazioni mafiose, ma sono vere radici. Le mafie infatti si espandono in Veneto nonostante lo Stato cerchi di contrastarle. I numeri purtroppo sono da brivido. Sono più di 200 gli arrestati in 1 anno e mezzo per mafia, soprattutto nel Veronese, dove operano le famiglie dell''ndrangheta, ma senza contare i casalesi e le altre mafie. I collegamenti sono sempre con i capifamiglia in Calabria, o molto spesso, e non c'è purtroppo settore che non riescano ad addentare. Questo viene precisato sia dalla DDA di Venezia, sia dai ROS dei Carabinieri, il raggruppamento operativo speciale. I traffici sono sempre gli stessi, quelli che ormai conosciamo, la droga, l'usura, le infiltrazioni nelle attività economiche, e i metodi purtroppo sempre uguali e anche sempre più violenti, minacce, pestaggi, intimidazioni, anche a mano armata. Di fronte a questo scenario, reso ancora più pesante dalla crisi economico-finanziaria conseguente alla pandemia del Covid, per cui le mafie approfittano delle difficoltà in cui versano tante piccole e medie imprese, caratteristiche di questa nostra terra veneta, è doveroso impegnarsi per costruire una coscienza in grado di contrastare questa diffusione, lavorando sia a livello culturale e formativo, con le scuole appunto, sia in sinergia con enti pubblici e associazioni di categoria, affinché le regole siano più stringenti, il tessuto più impermeabile e il rifiuto sociale immediato. La storia della lotta alle mafie ci ha insegnato che insieme alla magistratura, alle forze di polizia, serve una cittadinanza attiva e responsabile. Se vogliamo affrontare e sconfiggere la criminalità organizzata, servono le forze di tutti, anche le nostre. E il progetto della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia va in questa direzione. Quindi è molto importante che questo progetto stia partendo anche in questo nuovo anno scolastico così particolare, così strano, così complicato, ma che auguro appunto di poter a tutti noi svolgere in sicurezza e serenità. Grazie ancora una volta alla Regione del Veneto, a tutti i professori, i docenti, gli studenti e a tutti coloro che ci stanno seguendo. Auguro a tutti una buona giornata di lavoro e soprattutto un buon anno di impegno. Un caro saluto. Grazie Sabrina per il tuo intervento, per rappresentare circa 100 enti locali presenti in Veneto che come sindaci cercano di collaborare in questa rete di legalità organizzata con le scuole, gli imprenditori, con la regione, proprio per fare fronte comune. Bene, vedo adesso collegate le scuole, non so se dalla regia chiedo un aiuto, si presenta il portale adesso o se passiamo direttamente ai lavori delle scuole. Allora, io direi brevemente di presentare il portale. Ok, perfetto, 2 minuti che così presentiamo. Ricordiamo anche l'indirizzo internet a cui da digitare per collegarsi. A te la parola Giulia per illustrarlo brevemente. Benissimo. Allora, buongiorno a tutti, intanto grazie per la vostra partecipazione a questa importante giornata. Io brevemente vi spiego, vi racconto appunto il portale che abbiamo realizzato grazie alla Regione del Veneto. Provo a condividere lo schermo per farvelo vedere.
Allora, scheda Chrome, giornata, eccolo qua. Allora, potete, non so se lo vedete, mi sa di sì, mi confermate sì, ok. Allora, questo è il nuovo portale, il sito si chiama www.grmiveneto.it, è un sito, come vedete, molto semplice, molto intuitivo. Lo abbiamo suddiviso in 5 sezioni che possono essere raggiunte appunto sia dalla home page in alto a destra oppure scorrendo il mouse e andando verso il basso. In questo momento qui c'è il video della diretta e poi ci sono le varie sezioni. Le voci del menu sono così suddivise, c'è la parte progettuale che appunto è in questa sezione che si chiama il progetto, dove abbiamo inserito, sintetizzato quello che è il percorso formativo alla celebrazione di questa giornata e dove in fondo abbiamo inserito il bando 2020-2021. Poi c'è una sezione dedicata alle giornate in cui invece potrete trovare tutte le foto e video che sono state realizzate nelle scorse celebrazioni della giornata con il video integrale della giornata stessa. Quindi qui, per farvi un esempio, qui troviamo un po' di foto del momento quando la giornata si celebrava dal vivo e speriamo di poterlo fare già il prossimo anno, e il video integrale della giornata che inseriremo anche per questo incontro. Nella sezione invece dedicata alle scuole potrete trovare tutti i lavori delle classi che hanno partecipato in questi anni al progetto dal 2016 ad oggi, quindi all'interno della sezione 2020 troverete anche i vostri lavori. Poi abbiamo una parte dedicata ai materiali didattici che abbiamo suddiviso. In questa pagina abbiamo messo a disposizione alcuni materiali didattici utili a conoscere e approfondire il fenomeno mafioso. Trovate alcune slide in cui appunto possono esservi utili per conoscere il fenomeno mafioso. C'è la legge regionale, ci sono invece in una sezione apposita i nomi delle vittime innocenti delle mafie. Scorrendo in basso troviamo la parte bibliografica, sitografica e filmografica. Qui all'interno continueremo ad aggiornarla costantemente e troverete tante informazioni utili a livello appunto di film, di libri e di siti che vi possono interessare. Infine c'è un'apposita sezione dedicata alle notizie, che terremo anche questa costantemente aggiornata, che racconterà tutte le notizie relative a questo percorso, segnalando gli incontri con le scuole, realizzando anche interviste a docenti, studenti e relatori. Questo in sintesi è un po' il sito. Un attimo che torno alla pagina, stop screen, e appunto potete trovarlo cliccando su www.grmiveneto.it. Trovate anche i nostri contatti e riferimenti, quindi poi per qualsiasi cosa potete anche contattarci e possiamo andare ad aggiornarlo insieme a voi costantemente. Bene, grazie Giulia, grazie per il lavoro che è stato svolto. Da oggi avete questo strumento che potete usare, ma che vi chiediamo anche di aiutarci ad alimentare con suggerimenti, indicazioni, progetti e quant'altro. Bene, adesso entriamo nel vivo della nostra quinta giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, presentando i lavori delle scuole. Ricordo che ogni scuola ha circa 5 minuti a disposizione. Partiamo con l'istituto Ceccato di Tiene, che vedo in collegamento. Saluto tutti i ragazzi e le ragazze, i docenti, e quindi vi invito a raccontarci il lavoro che avete fatto grazie al percorso che avete partecipato. Ben arrivati. Grazie, buongiorno a tutti, siamo gli alunni dell'ITE Taulo Ceccato. Oggi per noi è un momento conclusivo nel quale di un percorso nel quale abbiamo incontrato le associazioni di Avviso Pubblico e Libera per conoscere il fenomeno mafioso. Con il giornalista Gianni Belloni abbiamo appreso i risultati di una ricerca sulle vicende criminali che coinvolgono organizzazioni mafiose, impresa e politica in Veneto. In classe abbiamo lavorato su alcune figure vittime di mafia. A gruppi abbiamo approfondito la testimonianza di Lea Garofalo, Giorgio Ambrosoli, Emanuela Sansone, Domenico Noviello e Mariel Franco,
e abbiamo prodotto poi degli elaborati sul loro impegno. Oggi abbiamo scelto di ricordare Marielle Franco, una donna afro-brasiliana nata e cresciuta nelle favelas di Rio de Janeiro. Era una donna impegnata in politica, infatti era consigliera comunale nella sua città, inoltre era anche attivista per i diritti umani. Ha denunciato gli abusi e le brutalità da parte della polizia e le esecuzioni extragiudiziali nelle favelas. Ha combattuto per liberarle dalla criminalità organizzata. Purtroppo nel marzo del 2018 è stata una delle numerose vittime tra i difensori dei diritti umani in Brasile. Vorremmo in questa occasione soffermarci sul valore e l'importanza della memoria, non solo perché ciò che è accaduto non si ripeta, ma soprattutto affinché la testimonianza e l'esempio di tutte le vite spezzate continuino a restare custodite nel ricordo e nell'impegno di chi vive, così da rendere possibile costruire una società libera dall'illegalità. E volevamo anche ringraziarvi per questa bellissima esperienza. Grazie, volevo capire se guarderemo il video, se avete un video da far vedere o se la presentazione del vostro lavoro è terminata. E adesso ci sarebbe il video. Sì. Ok. Ok. E chiediamo anche alla regia di mandarlo, insomma. Va bene, grazie. Le rose della Resistenza nascono dall'asfalto. Siamo quelle che ricevono rose, ma siamo anche quelle che con il pugno chiuso parlano dei nostri luoghi di vita e resistenza, contro gli ordini e soprusi che subiamo. Con queste parole Marielle Franco vuole denunciare le violenze e la repressione in atto in Brasile, soprattutto nelle favelas nelle quali viveva. Marielle ha lottato per i diritti violati dalla sua gente, mostrandosi in prima persona come esatto contrario di ciò che viene accettato. Marielle, donna, lesbica, nera, attivista per i diritti umani, è difficile affermare quale, di queste caratteristiche, sia stata quella definitiva per eliminarla. Ha lottato instancabilmente per ottenere giustizia, nonostante tutti i rischi e i pericoli. Marielle si opponeva agli arresti di massa e alle uccisioni da parte della polizia e combatteva per liberare le favelas dalla criminalità organizzata. Quanti devono ancora morire prima che questa guerra finisca? È una sua citazione famosa, dove esprime la speranza di vivere in un mondo ricco di pace e tolleranza, dove non vengono uccise persone che chiedono a gran voce di essere rispettate e di avere dei diritti, che tutti dovremmo avere. Un mondo dove due donne possono camminare per la strada, senza essere criticate per il loro orientamento sessuale o per il colore della loro pelle. La sua morte ha suscitato una reazione nei cuori delle persone, riuscendo a rompere quel muro di silenzio e omertà che si era creato. È stata uccisa perché cercava giustizia, perché cercava di cambiare il quartiere che tanto amava e che aveva visto degradarsi pian piano. Marielle ci ha lasciato un grande insegnamento e per far sì che non accadano più ingiustizie bisogna mantenere vivo il ricordo e con il nostro disegno abbiamo voluto riportare in vita le idee per cui lei ha dato la sua vita. Grazie Marielle. Grazie Marielle. Grazie Marielle. Bellissimo video, complimenti a voi ragazzi e ragazze, ai vostri insegnanti, davvero grazie. Accogliete un applauso ideale per il lavoro che avete fatto. Grazie mille. Allora, buona giornata, passiamo adesso all'Istituto Marie Curie di Bussolengo. Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, a voi presentarci il lavoro che avete fatto, prego. Allora, siamo i ragazzi della comunità B di 2021 dell'Istituto Tecnico Marie Curie in Bussolengo
e da diversi anni è presente nella nostra scuola il progetto sulla legalità, secondo noi chi, se non adesso quando, coordinato dalla professoressa Stefania Lombardo, che ci sta permettendo di approfondire il tema dell'ingerenza delle mafie in Italia e di analizzare la loro diffusione nella nostra regione. La nostra partecipazione attiva ci permette di promuovere una cultura della legalità e in questi anni di collaborare non solo con voi, ma anche con Libera e con la Fondazione Falcone, ottenendo importanti riconoscimenti, quali poterci imbarcare sulla nave della legalità per raggiungere Palermo e partecipare alle manifestazioni indette per commemorare le stragi di Capaci e Lamelli. È appunto dalle esperienze vissute che prende avvio il video prodotto assieme agli studenti della quinta B dello scorso anno scolastico, in cui sono confluite le emozioni provate a Palermo e la vicinanza a tutte le vittime innocenti per mano delle mafie. Nonostante le fasi di realizzazione siano state diverse da quelle pianificate, siamo comunque felici del risultato conseguito, che ha permesso la sua trasmissione su Rai Scuola e nello speciale Le Scuole in TV, dedicato a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino, e anche nello spot del MIUR realizzato per promuovere sui suoi canali dei social dell'evento. Questo importante risultato lo abbiamo conseguito anche grazie a voi, a seguito dell'analisi emersa dagli incontri avuti nel nostro istituto con il professor Roberto Fasoli e il dottor Antonio Pergolizzi. Sperando che il video possa piacervi, vi auguriamo una buona visione. Caro Giovanni, sono passati ormai 28 anni da quando Cosa Nostra ha zittito la tua voce, ma ne ha amplificato il messaggio. La tua Palermo te l'ha subito dimostrato, stendendo migliaia di lenzuoli bianchi che urlavano rabbia e impegno, perché da quel momento la guerra contro le mafie è diventata davvero di tutti, anche mia, che allora non ero ancora nato, ma crescendo nel tuo esempio, simbolicamente ogni giorno espongo quello stesso lenzuolo. Lo faccio per ricordare a me stesso che come te non devo demordere, perché anche il mio contributo è indispensabile per diffondere la cultura della legalità. Caro Paolo, nella lotta contro la mafia non è mai mancato un pensiero che tu non abbia rivolto a me, a quella gioventù sulla quale hai sempre riposto tanta fiducia. Ed oggi sono io che a nome suo parlo con te, per dirti che il tuo esempio mi ha permesso di capire appieno la responsabilità che hanno le mie azioni e per promuovere il senso di giustizia sociale che le mafie tentano di affossare. E la tua determinazione mi ha reso consapevole di quanto sia fondamentale il mio contributo per proteggere la cultura della legalità che tu hai sempre sostenuto. E questo, caro Paolo, l'ho compreso grazie a te. Grazie per tutto quello che ci avete insegnato. Grazie Giovanni Falcone. Grazie Vito Schifani. Grazie Francesco Morvillo. Grazie Rocco Di Cillo. Grazie Antonio Montinaro. Grazie. Grazie Paolo Borsellino. Grazie Vincenzo Limoni. Grazie Walter Eddi Cosina. Grazie Claudio Traina. Grazie ad Agostino Catalano. Grazie Emanuela Noi. Grazie. Continueremo a far sì che la vostra storia sia la nostra battaglia. Urlando Giovanni e Paolo! Giovanni e Paolo! Giovanni e Paolo! Giovanni e Paolo! Grazie ragazzi, anche a voi un applauso grande e pieno di gratitudine, bravissimi. Allora, grazie anche ai vostri docenti, il vostro dirigente scolastico. Adesso passiamo la parola al liceo statale Stefanini di Mestre. Grazie ragazze e ragazzi, buongiorno a voi, i vostri insegnanti, a voi la parola per presentarci il vostro lavoro. Buongiorno a tutti, io sono Alice. E io sono Mila. Rappresentiamo la classe quarta L e la classe quinta U dell'anno passato del liceo Luigi Stefanini di Mestre. Insieme abbiamo collaborato per la realizzazione di questo progetto per la giornata regionale della memoria dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia. Oggi vi racconteremo la triste storia di Cristina Mazzotti, una giovane vittima di mafia. Cristina, brillante studentessa del liceo classico e figlia dell'imprenditore Elias Mazzotti, abitava in una villa Ospiti, in provincia di Como. La sera del 30 giugno 1975, Cristina e i suoi due amici Marco ed Emanuela stavano rientrando a casa dopo aver trascorso una serata di festa, quando un'auto tagliò loro bruscamente la strada costringendoli a fermarsi. Due uomini armati intimarono ai ragazzi di scendere dall'auto.
Chiesero chi di loro fosse Cristina, la prelevarono e lasciarono i due amici in uno stato confusionale. Cristina venne prelevata senza l'uso della violenza e non si oppose ai suoi sequestratori per evitare di coinvolgere gli amici. Tempestive furono le azioni di ricerca. Gli agenti della caserma di Sesto Calente, giunti sul luogo del rapimento, cercarono di ricostruire la testimonianza attraverso la testimonianza dei giovani l'accaduto. Trascorsero i giorni senza avere alcun riscontro. Cristina rimase segregata in un soffocante tugurio. Sedata, trascorreva le sue ore in gravi stati di incoscienza, chiusa in quella botola che le toglieva il respiro. Non riusciva ad alzarsi e a muoversi, troppo poca aria nei polmoni per gridare o anche solo per respirare, e la gola attanagliata dal dolore che strozzava dei piccoli singhiozzi. Si sentiva totalmente impotente davanti a ciò che gli veniva fatto, consapevole di non avere via di fuga. L'unico sollievo che aveva nelle giornate era quando i rapitori aprivano la botola per drogarla con tranquillanti o eccitanti, perché in quel momento poteva sentire i raggi del sole che le sfioravano la pelle come carezze, l'aria fresca e i suoni della normalità. Ma poi finisce tutto in un attimo, il dolore al braccio per le iniezioni e poi nulla, il buio, la paura, la disperazione, l'ansia, la nostalgia che le invadono la testa come insetti. E sta lì, a fissare la solita piccola parete, ripensando alla mamma e al papà e a quanto in questo momento vorrebbe abbracciarli. Sfinita, pallida, consumata dalla fame e lo sguardo perso. Vuota, smarrita e strana a questa realtà così surreale. Pensa alla sua vita e ai suoi cari con struggente malinconia. Oramai conscia e rassegnata al suo destino. Viene stimolata da eccitanti nel momento in cui le viene concesso di comunicare con i genitori. Sono proprio i momenti di lucidità che vengono sfruttati dai rapitori per chiedere il riscatto, 5 miliardi di lire. Il 3 agosto il padre Elios, in segreto, consegna la somma di 1 miliardo in un appartamento con l'illusione di poter riabbracciare la figlia. L'1 settembre il corpo di Cristina viene ritrovato senza vita in una discarica di Varaldino, vicino Sesto Calende. A seguito di una chiamata anonima, le forze dell'ordine hanno rinvenuto il corpo in avanzato stato di decomposizione. I genitori, in lacrime, stentano a riconoscere il volto sfigurato della figlia. Vengono formulate le prime ipotesi sulla causa della morte. Cristina può essere morta dopo l'ultima somministrazione di Valium, uccisa a bastonate dai rapitori o abbandonata tra i rifiuti ancora viva. Questa morte è celata dal mistero. Ancora non sono chiare le cause del decesso. Una cosa è certa, un innocente è morta per mano di organizzazioni criminali mafiose. Abbiamo inoltre riflettuto su una riflessione sulle vittime di mafia e sulla mafia stessa. La parola mafia ad oggi ritorna di continuo, ma si conosce il significato reale di questa parola? Con questo termine si indica una qualsiasi organizzazione criminale segreta retta dall'omertà, dotata di esercizi, armi e di capitali illeciti. Il loro fine è commettere reati per arricchirsi attraverso l'esercizio della violenza, dell'intimidazione, controllando il territorio sul quale agiscono. La mafia nel nostro paese ha una storia molto lunga. Le organizzazioni mafiose sono nate intorno alla metà dell'Ottocento nel sud Italia, ma è sbagliato pensare che questa sia una realtà solo dell'Italia meridionale, poiché dalla metà del Novecento si sono estese nel resto d'Italia e successivamente anche a livello internazionale. La storia della mafia non si è mai arrestata, ma continua tutt'oggi, anche se agiscono diversamente rispetto al passato. Le mafie non operano a favore della collettività, ma agiscono a spese della società e a vantaggio dei propri membri. Ciò che interessa ai mafiosi è il potere economico, agendo spesso su mercati legali, acquistando attività commerciali, prestando denaro con il fine di impossessarsi delle imprese, offrendo la possibilità di smaltire illecitamente i rifiuti a costi più bassi, riciclando il denaro sporco, gestendo gli appalti, il gioco d'azzardo, lo sfruttamento della prostituzione e il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Cristina fu solo una delle tante vittime innocenti di mafia, ma rappresenta uno spartiacque nel modo di agire della delinquenza professionale. Fu infatti il primo sequestro di persona avvenuto nel nord Italia, di cui si conosca il coinvolgimento di bande legate all''ndrangheta. La tragica morte di Cristina e di tante altre vittime sono la triste testimonianza della crudeltà della mafia, che arriva ad uccidere esclusivamente con movimenti economici. Mandiamo in onda il video, ragazze? Sì. Ok.
Scendete! Dovete scendere! Chi è Cristina? Chi è Cristina? Sono io, ma non abbiamo fatto niente! Cosa volete? Grazie anche a voi, grazie del lavoro che avete fatto, grazie ai vostri insegnanti e speriamo di continuare a collaborare ancora insieme. Grazie davvero. Adesso presentiamo il lavoro di un'altra scuola, in particolar modo dell'Istituto Tecnico Chilesotti di Tiene. Si stanno per collegare. Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, ai vostri insegnanti, a voi la parola per illustrarci il lavoro che avete fatto in questo percorso di memoria di impegno. Buongiorno a tutti, noi siamo la quinta C dell'Istituto Chilesotti a Tiene. La nostra scuola è iscritta libera e per noi questo significa dire a tutti da che parte stiamo. Il nostro percorso è iniziato 2 anni fa partecipando alla manifestazione del 21 marzo a Padova, alla giornata nazionale della memoria e dell'impegno per le vittime della mafia. Grazie alla professoressa Sartori abbiamo intrapreso un percorso didattico inerente a questo tema che ci ha portato a conoscere la storia del fenomeno mafioso fino ai giorni nostri. Lo scorso anno abbiamo aderito a questa iniziativa e attraverso una ricerca personale ogni studente ha approfondito la storia di una vittima di mafia. Ogni storia è stata poi condivisa con la classe e insieme abbiamo individuato quella che più di altre ci ha colpito e commosso. È la storia di Nicola Campolongo, un bambino di 9 anni che è stato assassinato dalla mafia. La brutalità di questa organizzazione criminale, che non ha scrupoli per nessuno, nemmeno per i bambini, ci fa comprendere come conoscere questo fenomeno significhi anche combatterlo attraverso la memoria, che diventa voce di quei valori morali che dovrebbero essere sempre i nostri valori. Grazie. Vai tu. Buongiorno, io ho lavorato al video che state per vedere e parla appunto della storia di Nicola Campolongo, che era un bambino di 3 anni, morto il 16 gennaio del 2014. Era in macchina con suo nonno e la fidanzata del nonno e tutta la sua famiglia era mafiosa e l'unico che era rimasto fuori era appunto il nonno, che a quanto pare aveva un problema con degli spacciatori di droga e questo giorno sono saliti in macchina, il nonno si era portato dietro il bambino per usarlo come scudo, tra virgolette, e sperando che diciamo seguissero la regola del non sparare ai bambini. Arrivano sul posto, però dopo un litigio tra il nonno e gli spacciatori, il nonno viene ucciso a freddo sulla macchina, poi viene uccisa anche la fidanzata e infine viene ucciso anche il bambino. Viene dato fuoco alla macchina e l'unica cosa che si ritrova è la carcassa della macchina, i cadaveri carbonizzati e una moneta da 50 centesimi sul cofano. Ho lavorato a questo video con diciamo il mio portatile da solo, ho avuto l'aiuto dei miei compagni per la storia, per diciamo lo storyboard, un lavoro di circa 20-30 ore e spero che sia di vostro gradimento, quindi buona visione.
Grazie, un applauso anche a voi per il lavoro bellissimo che avete fatto e particolarmente curato. Adesso diamo la parola all'Istituto Marco Minghetti di Legnago. Vedo la professoressa Federica Bellinato collegata con noi. Buongiorno professoressa, ben arrivata. A lei la parola per illustrarci il lavoro fatto con i ragazzi e le ragazze. Grazie, buongiorno a tutti e grazie di questo momento di condivisione. Il video che vedremo è stato realizzato dagli studenti di 2 classi quinte che hanno terminato il loro percorso di studio a giugno. Non sono quindi qui presenti fisicamente a scuola. Hanno voluto però ugualmente far sentire la loro presenza e hanno scritto 2 righe che io adesso leggo. Buongiorno a tutti, ci presentiamo. Siamo gli ex studenti di 2 classi quinte dell'Istituto Marco Minghetti di Legnago. La quinta FM, indirizzo amministrazione, finanza, marketing, e la quinta liceo, ad indirizzo multimediale. Parlano per noi i nostri ex prof, con i quali abbiamo realizzato il video, che tra un poco vedrete, e che rappresenta la conclusione di un percorso formativo realizzato con le associazioni Libera e Avviso Pubblico. La mafia teme la scuola più della giustizia. Questa frase l'abbiamo sentita molte volte e negli incontri con il dottor Pierpaolo Romani, con la giornalista d'inchiesta Floriana Bulfon e con il professor Fasoli abbiamo maturato la convinzione che noi studenti possiamo fare tanto e abbiamo ritenuto così di coinvolgere nel nostro percorso tutte le classi dell'istituto. In sostanza, noi studenti delle 2 classi quinte, con la regia del professor Luca Negri, abbiamo chiesto a tutte le persone che vivono il Minghetti di farsi fotografare, nessuno escluso, ed il risultato finale è il video che abbiamo intitolato Noi siamo la gente. L'idea di fondo è che ciascuno di noi può dare un contributo importante e che l'agire nostro, seppur in apparenza non significativo, si rivelerà determinante nella realizzazione dell'opera finale. Siamo in tanti, ma vi è sempre spazio nella foto, perché la strada da percorrere e l'insegnamento di chi ha speso la propria vita per il bene del Paese è una conquista giornaliera da far vivere in ogni nostra azione. Il silenzio come l'indifferenza sono complici. E questa immagine che è stata realizzata con tutti noi sta a significare che noi siamo la gente, quella gente che continua a dare loro voce. Gli studenti di quinta FM e quinta liceo multimediale dell'Istituto Minghetti. E quindi il video è proprio il completamento di questo percorso. Li vorrei trovare qui, non nei corridoi. Vabbè dai, dopo ti mando un messaggio. Sì, vabbè dai, ci vediamo dopo. Oddio, scusa, potrei farti una foto? Perché? Ok. Non sono concentrati. Li vedo persi. Hanno sempre il telefono in mano. Quando mi vedono fanno finta di niente. Mi hanno anche fotografata. Ciao Marco, hai saputo? Cosa? Hanno fotografato la prof. Non sospetta di nulla, ci crede perdi tempo. È vero, però noi abbiamo preso il cuore e lì la mettiamo. La lettura mi ha sempre dato risposte, ma ora non ne sono più convinta. Aurora? Dimmi! Hanno già occupato il cuore. Come? Anche in classe hanno comportamenti insoliti, infantili. Li trovo dappertutto. È un continuo rincorrersi.
adesso? Siamo chiusi in casa da 2 mesi. Non riusciremo mai a finire il video per colpa del virus. L'Abellinato penserà che non abbiamo fatto nulla. Che siamo dei nulla facenti. Tra un mese abbiamo gli esami. Ed era tutto pronto. Dobbiamo trovare un modo per far andare l'Abellinato a scuola. Dobbiamo trovare un modo per farlo andare in classe. Così almeno vedrebbe cosa abbiamo fatto. E finalmente vedrebbe. Sì, lo vedrebbe. Come abbiamo ben capito la frase di Falcone che ci diceva sempre. La gente fa il tifo per noi. Perché noi siamo la gente. Anche a voi un applauso, grazie professoressa, direi più forti del virus, più forti della mafia, mettendoci la faccia. Grazie davvero, porti i nostri ringraziamenti a tutti i ragazzi e le ragazze della classe quinta che hanno lavorato a questo bellissimo video. Adesso ci sono ancora 2 scuole che ci devono presentare i loro lavori. Do il benvenuto e saluto i docenti, i ragazzi e le ragazze dell'Istituto Valle di Padova. Buongiorno, benvenuti, e a voi la parola per illustrarci il vostro lavoro. Grazie. Buongiorno, noi siamo i ragazzi di quinta G dell'Istituto Giovanni Valle di Padova e noi attraverso l'input di questo progetto abbiamo lavorato sulla figura di Boris Giuliano, comprendendo l'importanza del ruolo. Abbiamo costruito percorsi di legalità con alcune scuole del territorio, incontrando giovani di medie e superiori, condividendo valori e azioni, in particolare l'impegno sul territorio, presidiando situazioni e contesti per contribuire alla risoluzione di problemi legati alla legalità dei giovani e non solo. Volevo prendere la parola, se posso. Sono il professor Toso dell'Istituto Valle. Volevo innanzitutto ringraziare tutti i docenti che hanno lavorato a questo progetto e che ogni giorno si spendono in classe per portare avanti i valori sociali, di legalità, di Costituzione e di cittadinanza attiva. Sono molto contento che in qualche modo a livello nazionale sia ritornata in gioco la materia di educazione civica, perché questo permette di inserire con forse un po' più di serenità all'interno dei percorsi scolastici queste tematiche e tematiche importanti che spesso trovano spazio, non dico limitato, però non così forte all'interno del percorso scolastico. Tengo anche a dire che i ragazzi hanno lavorato sulla figura di Giuliano, ma non solo. Tra cose, per onor di causa, c'è stato un problema tecnico di cui si vedrà soltanto un estratto del video, ma hanno lavorato anche uscendo dall'istituto e andando proprio nelle scuole a incontrare i ragazzi, non solo anche insieme ad Avviso Pubblico, ma non solo, e quindi dando, diciamo, la loro disponibilità sia ai ragazzi sia agli insegnanti nel costruire questi percorsi sul territorio. Ultima cosa vorrei sottolineare riguardo alla questione memoria e impegno, proprio l'impegno. La giornata della memoria e dell'impegno delle vittime di mafia del 21 marzo non è solo una giornata appunto della memoria, ma è l'inizio e la fine e l'inizio di questi percorsi e dell'impegno degli studenti, degli insegnanti e dei genitori in questi percorsi. Noi dobbiamo aiutare i ragazzi a diventare veramente cittadini attivi nel proprio territorio, perché sono il futuro del nostro territorio e anche di questa nazione.
e dobbiamo avere quest'occhio di riguardo verso i giovani nel proporgli strumenti adeguati non solo nel percorso formativo, quindi nella scuola, ma anche nel dopo. Uno di questi è con i ragazzi che sono usciti l'anno scorso, perché a questo progetto ha partecipato questa classe più una quinta del turistico che oggi non c'è perché hanno finito il loro percorso scolastico. Stiamo ragionando sulla nascita, la costruzione e la nascita di un presidio giovani adulti proprio sul territorio padovano. Grazie. Grazie ragazzi dell'Istituto Valle, grazie anche al professor Naccarato, che è stato anche un parlamentare, membro della Commissione Antimafia, è stato una delle persone che ha sempre denunciato con costanza e attenzione e puntualità la presenza delle mafie nel Veneto. Ho visto che avete citato Matteo Toffanin, che è una vittima innocente di mafia ucciso nel 1992. Colgo l'occasione per ricordare altre due vittime di mafia venete, Cristina Pavesi e Silvano Franzolin. Grazie del lavoro che avete fatto e adesso vedremo il lavoro del Liceo Classico e Linguistico Montale di San Donà di Piave. Prego. Abbiamo due classi, la quarta A e la quarta B, che sono in due spazi distinti per ragioni legate appunto al Covid. Grazie, buongiorno ragazzi e ragazze, buongiorno ai vostri professori, a voi la parola, prego. Buongiorno a tutti, siamo Eva e Maria Elena del Liceo Classico e Linguistico Eugenio Montale di San Donà di Piave e rappresentiamo le classi quarta bilinguistico e quarta A classico. Abbiamo potuto partecipare a questo progetto grazie alla nostra professoressa di religione,
Tra le tante vite stroncate dalle mafie abbiamo scelto la storia di Don Beppe Diana e del giudice Livatino, perché entrambi hanno trovato forza alla lotta contro l'illegalità nell'adesione ai valori del Vangelo. Grazie a questo progetto abbiamo potuto conoscere meglio Libera e Avviso Pubblico, che ci hanno dato la possibilità di incontrare testimoni preziosi, vite a servizio di bene comune. Alla fine di questa esperienza possiamo con consapevolezza fare nostre le parole del nostro presidente Mattarella. La lotta alla mafia riguarda tutti, nessuno può dire non mi interessa, nessuno può chiamarsene fuori. Lottare contro la mafia non è solo una stringente e certamente dolorosa esigenza morale e civile, è anche una necessità per tutti. È una necessità per una società che vuole essere libera, ordinata, solidale. Una necessità per lo Stato che deve tutelare i diritti dei suoi cittadini e deve vedere rispettate ovunque, senza zone franche, legalità e giustizia. Le mafie sono la negazione dei diritti di tutti. Per questo la battaglia per contrastarle riguarda tutti noi, nell'agire quotidiano, nei comportamenti personali, nella percezione del bene comune, nell'etica pubblica che riusciamo a esprimere. Con il nostro elaborato, quindi, speriamo di trasmettervi tutte le emozioni che la storia di Rosario Livatino e Don Beppe Diana sono state in grado di trasmettere a noi, e grazie mille per questa esperienza. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi ragazzi e ai vostri insegnanti. Il video che ci avete mandato è un video importante, è un video che per ragioni tecniche in questo momento, mi dicono dalla regia, non si riesce a trasmettere, però sarà possibile vederlo sul canale YouTube, collegato anche al portale che abbiamo presentato questa mattina, e quindi il vostro lavoro insieme a quello delle scuole che abbiamo visto precedentemente sarà tra qualche minuto visibile a tutti. Grazie molte della vostra presenza, della vostra partecipazione e del vostro impegno. Io so che adesso c'è un'altra scuola, o perlomeno dovrebbe esserci, che è il Duca degli Abruzzi di Treviso, che forse c'è qualche problema di collegamento. Esatto, hanno qualche problema di collegamento, quindi magari li facciamo intervenire dopo a questo punto. Va bene, perfetto. Allora, io volevo, prima di sentire questa importantissima testimonianza, lo vedo e lo saluto, del generale Angiolo Pellegrini, ringraziare davvero tantissimo i ragazzi, le ragazze, gli studenti e le studentesse e i loro insegnanti per questi lavori che ci hanno presentato questa mattina. Sono lavori belli, importanti, curati. Si vede che c'è stato un approfondimento, mi permetto di dire, non solo di come le persone sono purtroppo state uccise, ma soprattutto di come le persone hanno vissuto. Avete parlato di giovani, di adulti, di bambini e di persone che lavoravano nelle istituzioni o facevano altro nella vita, erano preti, sindacalisti, magistrati e quant'altro. Grazie per aver ricordato che la mafia teme la scuola più della giustizia. Grazie perché ci permette di ricordare Antonino Caponnetto, che è stato il fondatore del pool di Palermo e che tanto ha fatto per le scuole e per la cittadinanza, soprattutto dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio del 1992. Adesso abbiamo una grande fortuna, una grande occasione, quella di sentire il generale Angiolo Pellegrini, generale dei Carabinieri. Lui ha avuto un ruolo importante negli anni '80 in Sicilia, ha curato insieme a un'altra persona, anch'essa vittima di mafia, che si chiama Ninni Cassarà, che era un commissario di polizia, un rapporto importantissimo, il rapporto dei 162, che permetterà di fare quello che si chiama il maxi processo a Cosa Nostra siciliana, cioè di dimostrare 1987 che le mafie esistono, non sono invisibili, imprendibili, imbattibili, ma per fare questo lavoro è costato tanto impegno e tanto sacrificio. Il generale Pellegrini ha lavorato anche a stretto contatto con Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, e ha conosciuto tante persone, alcune delle quali abbiamo visto anche nei filmati, nei lavori delle scuole. Generale, grazie per essere con noi quest'oggi, grazie per essere venuto già dalla mattinata nella nostra sede di Avviso Pubblico qui a Roma in un bene confiscato, per aver visto i lavori dei ragazzi. A lei la parola per la sua testimonianza. Grazie dottor Romani, ma io voglio ringraziare tutti, voglio ringraziare
i giovani, questi studenti bravissimi che hanno ricordato alcune delle vittime innocenti della mafia. Li ringrazio a nome mio, che per tanti anni ho lavorato prima con Falcone Borsellino, con il pool antimafia e successivamente con la DIA, e ho combattuto per tanti anni la mafia. Come scrivo nel mio libro, noi a quei tempi abbiamo combattuto la mafia, abbiamo vinto tante battaglie contro la mafia, così come ricordava il dottor Romani, maxi processo che dimostrò che la mafia esisteva, ma abbiamo perso una guerra. Abbiamo perso una guerra perché molte persone che avrebbero potuto non ci sono state vicine. Molte persone che avrebbero potuto non hanno voluto continuare a combattere la mafia. Ecco perché è importantissimo, intanto che i giovani conoscano e sappiano bene cosa è in realtà la mafia. Ragazzi, la mafia vuol far dimenticare quello che ha commesso in tanti anni. La mafia vuol far dimenticare che la Sicilia era cosa loro. La mafia credeva di essere padrona della Sicilia. Che non avvenga mai più che la mafia o l''ndrangheta o la camorra possa dire, ad esempio, la regione Veneto è cosa nostra. Non può essere cosa loro, perché le persone per bene sono molto superiori ai mafiosi. Quei pochi mafiosi che c'erano in Sicilia, possiamo parlare di qualche migliaio, avevano conquistato la Sicilia. Successivamente quei pochi mafiosi, e possiamo anche lì considerare poche migliaia, tentavano di conquistare la Calabria. Si ritenevano loro i padroni, perché non c'era un contrasto, perché non se ne parlava, perché molte persone erano indifferenti e molte addirittura rassegnate. La mafia c'è sempre stata, ci sarà sempre e non possiamo fare nulla. Noi possiamo fare, ma potete fare soprattutto voi. Voi che siete persone pulite, ragazzi puliti, che potete continuare ad essere ragazzi puliti, perché per combattere la mafia bisogna essere persone pulite. Non bisogna indossare maschere, bisogna essere puliti e non avere mai avuto rapporti, non aver avuto mai la necessità di chiedere favori al mafioso. Perché chiedere un favore al mafioso vuol dire legarsi per tutta la vita. Ecco, voi onorate queste persone che non avete conosciuto, voi appartenete alla terza generazione che non era presente quando succedevano i gravi omicidi di mafia, non c'era, non era ancora nata, ma voi dovete sapere quello che la mafia ha fatto. La mafia vuol far dimenticare quegli anni terribili in cui ha ucciso tanti servitori dello Stato, ma ha ucciso anche tante vittime innocenti. Alcune le avete ricordate voi, bambini di 3 anni, Cocò. Cosa aveva fatto la mafia? Quale motivo c'era per assassinarli? La mafia è quella. La mafia è capace di uccidere donne. Ha ucciso la moglie di Dalla Chiesa, ha ucciso la moglie di Giovanni Falcone. La mafia è capace di uccidere i bambini. Voi dovete credere che la mafia può essere combattuta. La mafia può essere sconfitta e solo voi potete riuscire a sconfiggerla. Quindi grazie ragazzi, grazie ai vostri insegnanti che hanno un compito gravissimo, un compito pesantissimo. Alcune volte hanno anche il compito di supplire alle carenze che ci possono essere nelle famiglie. Grazie ad Avviso Pubblico, grazie alla Regione Veneto, grazie al Consiglio regionale del Veneto che ha voluto promuovere queste giornate. Continuiamo a parlarne, continuate a credere che la mafia può essere combattuta, continuate a guardarvi intorno. Noi ci mettiamo tutti la faccia, io continuo a mettercela ancora adesso, non potendo più fare indagini, perché purtroppo arriva il momento in cui non è più possibile fare indagini, ma io metto la mia faccia e continuo a combattere la mafia andando a parlare nelle scuole con i giovani, soprattutto con i giovani, per ricordare sempre ai giovani quali sono state le vittime
quale è realmente la mafia, una mafia sanguinaria, una mafia violenta, che non guarda in faccia a nessuno, è capace di sparare e uccidere persone che non c'entrano nulla. Voi giovani dovete essere coloro che portano avanti la vera guerra alla mafia. Ognuno di voi, combattendo anche nel piccolo. Voi pensate che la mafia è ricchissima soprattutto per il traffico di stupefacenti. Voi dovete pensare e sapere che quella piccola bustina che magari qualcuno viene a vendere vicino alla vostra scuola fornisce un contributo economico alla mafia. Combattiamo ognuno per la parte di competenza, combattiamo ognuno e soprattutto continuiamo a parlare di mafia, continuiamo a parlare di quello che la mafia in realtà è stata, continuiamo a parlare di quello che succedeva a Palermo negli anni '80, quando quella mafia è diventata ricchissima, quella mafia che grazie ai collegamenti politici era riuscita a riciclare centinaia di migliaia di dollari nell'edilizia. Sono stato a Palermo una settimana fa e giravo proprio nella zona in cui al posto di quelle bellissime ville Liberty vennero costruiti 4.000 palazzi. Voi dovete pensare che questi 4.000 palazzi sono stati costruiti con i soldi provenienti dal traffico del stupefacenti. Voi dovete pensare che quei 4.000 palazzi sono stati costruiti grazie a una licenza che venne data dal sindaco di Palermo. Voi dovete pensare che, come dissero i giornali, la mafia riuscì a distruggere le più belle zone di Palermo solamente al fine di arricchirsi, al fine di riciclare il denaro. Ecco, questo dovete conoscere. Questa è la mafia. Questa è la mafia che ora indossa la camicia bianca, la cravatta e il vestito scuro. Quella mafia che si presenta e magari offre il denaro a quegli imprenditori che si trovano in difficoltà. Ma questi imprenditori devono sapere che nel momento in cui si accetta qualcosa dalla mafia, si diventa schiavi dell'organizzazione mafiosa. Non si è più persone libere, perché, come è successo a Palermo, quando dopo alcuni anni, dopo 4 o 5 anni, si mise in piedi il più grosso processo contro Cosa Nostra, voi dovete pensare che quando sono arrivato nel 1980 a Palermo, c'era chi negava l'esistenza della mafia. Anche professionisti dicevano sì, esistono mafiosi. In ogni zona di Palermo ha il suo mafioso, va chiedendo le tangenti, che va chiedendo il pizzo, ma non esistono organizzazioni mafiose. Ebbene, grazie al sacrificio di tante persone che hanno pagato con la loro vita l'attività nei confronti della mafia, in soli 5 anni si è riuscito a istruire un processo che poi diventerà quel famoso maxi processo, la cui sentenza del 1992, la cui sentenza definitiva della Corte di Cassazione, dimostrò una volta per tutte che la mafia esisteva come organizzazione criminale e non come singoli mafiosi, ognuno separato tra di loro, separati tra di loro. Quel processo che costò tanto, che costò tanto sangue, che costò poi la vita a Falcone e a Borsellino e agli uomini di scorta. Voi pensate che quando venne ucciso Falcone furono uccisi 3 agenti della Polizia di Stato che erano la sua scorta, quando venne ucciso Borsellino vennero uccisi 5 agenti della Polizia di Stato che erano la sua scorta. Voi immaginate quale colpo venne dato in così pochi anni alla mafia. Ma quanto costò questo? Che non succeda più. Che non si permetta più alla mafia di fare quello che aveva fatto in Sicilia. Che non si permetta più alla mafia di conquistare il nostro territorio. Combattiamola più. Le istituzioni per prime, i magistrati, la politica, tutti coloro che vogliono il bene della propria regione e vogliono il bene dell'Italia. Perché dovete anche ricordare che quello che si fa a Padova, quello che si fa a Venezia, quello che si fa a Treviso, vuol dire agire e fare qualcosa di utile per il territorio della propria regione,
ma vuol dire anche fare qualcosa di utile per tutto il territorio nazionale. Se ognuno avrà la capacità e avrà la volontà di combattere la mafia con le piccole cose, anche comportandosi bene, anche evitando certe amicizie, anche evitando oppure facendo presente che qualcosa non va, la mafia sicuramente sarà sconfitta. Davvero tanto per questa sua testimonianza. La mafia può essere sconfitta, ognuno di noi può fare qualcosa. Noi cerchiamo innanzitutto di non dimenticare e di stare vicino a tante persone che anche dentro le istituzioni, così come fuori dalle istituzioni, si stanno anche oggi impegnando per liberare l'Italia dalle mafie e dalla corruzione. Grazie davvero tanto per essere stato con noi oggi e per le parole che ha portato come testimonianza a tutti noi. So che adesso c'è un video dell'ultima scuola che è il liceo Duca degli Abruzzi di Treviso, c'è stato qualche problema di collegamento tecnico, io passo la parola a Giulia Migneco che deve farci una comunicazione, poi vedo collegato e saluto il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Bruno Pigozzo, buongiorno vicepresidente, che chiuderà questa bellissima mattinata dove abbiamo presentato i lavori delle scuole che hanno partecipato alla quinta edizione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Prego Giulia. Allora, grazie, purtroppo vi comunico che appunto l'Istituto Duca degli Abruzzi non riesce a collegarsi, ha un problema di connessione. Ci tenevano però a far vedere il loro video che hanno dedicato a Cristina Pavesi, vittima innocente di mafia, all'interno del quale troveremo anche una poesia scritta dalla zia di Cristina, Michela Pavesi. Loro hanno fatto un percorso che volevano raccontare, che brevemente sintetizzo. Hanno avuto l'onore di incontrare il giudice Francesco Saverio Pavone, che purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa, e hanno avuto anche l'onore di incontrare Arianna Zottarelle, che è una scrittrice che ha scritto questo libro che si intitola La mafia del Brenta, la storia di Felice Maniero e del Veneto che si credeva innocente. Vi mostro il loro video e vi mando i saluti da parte dei ragazzi che ci tenevano moltissimo e che purtroppo non sono riusciti ad intervenire. Mando in onda il video. 13 dicembre 1990, treno Bologna-Venezia. I vagoni galleggiavano placidi sui binari scuri. Il silenzio dell'inverno penetrava, ovattato, l'atmosfera tiepida del convoglio. Poi l'esplosione, un rumore cieco, distorto. Dei mafiosi agli ordini di Felice Maniero avevano posizionato sul fianco del vagone portavalori di un altro treno, il Venezia-Milano, una carica di esplosivo al plastico. Lo scopo era impadronirsi del contenuto del vagone. L'effetto fu un'enorme onda d'urto che investì il treno su cui stava una ragazza, Cristina, il quale proprio in quel momento passava lì vicino. L'esplosione ferì alcune persone, ma la studentessa morì, tristemente, sul colpo. Cristina Pavesi, una vittima senza giustizia, la cui triste storia sopravvive nelle parole di sua zia, Michela Pavesi. Lei è morta a 22 anni, però i suoi ideali comunque vanno avanti, la sua forza comunque va avanti perché mi spinge a fare quello che sto facendo. Quindi Cristina, come è scritto su una delle aule a lei dedicata, è seme di speranza. Cristina è questo.
non può essere una ragazza che ha avuto un destino tragico, perché sarebbe troppo riduttivo. Lei ha vissuto la sua vita con grande intensità. Era carismatica, riusciva, piccoletta, biondina, con sti capelli ricci, riusciva a calamitare l'attenzione attorno a lei. C'era il vento tra i miei capelli. Veloci erano i miei passi ad incontrare il tempo. Ogni sole mi guardava ridendo, perché mia era la vita. Correva il mio giorno in questi sogni che facevano di me e riso e pianto. Correva il mio giorno su pagine aperte, tessute di bianco. Erano spalancati i miei occhi, disegnavano infiniti voli nei cieli più chiari. Ora non più. Ora, dove io non sono, rimane un tempo senza me. Rimangono lacrime mai finite. Rimane che non sarò mai più. Bene, grazie per questo ricordo molto forte e molto emozionante di Cristina Pavesi. Prima di passare la parola a Bruno Pigozzo, volevo ricordarvi il titolo del libro del generale Pellegrini, Noi gli uomini di Falcone, edito da Spelling e Kupfer. Lo metteremo anche in bibliografia sul portale, è uno strumento molto importante. Il generale è stata una persona anche che ha girato il Veneto e ha accettato di portare la sua testimonianza nelle scuole. Grazie anche a Bruno Pigozzo. Bruno Pigozzo credo sia l'ultimo giorno, ecco, della sua presenza all'interno dell'istituzione Regione, ma è stata una presenza per noi molto importante, molto qualificata e di sostegno. Di questo lo volevo pubblicamente ringraziare a nome di tutta la realtà di Avviso Pubblico per averci sostenuto, per averci dato modo di portare avanti questo progetto e per avere contribuito a far vivere la legge 48. Quindi grazie per essere qui con noi oggi. A lei la parola, Vicepresidente. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Mi sentite? Buongiorno. Sì, bene. Grazie intanto a Pierpaolo per queste parole, ma grazie soprattutto ad Avviso Pubblico e a Libera per questa giornata regionale della memoria che si tiene in forma un po' strana rispetto a quelle che abbiamo vissuto gli anni precedenti. Io credo che oggi molto è stato detto e raccontato e trasmesso anche dalle testimonianze degli studenti, delle studentesse delle scuole, e questo è il patrimonio che in questi anni abbiamo man mano alimentato, costruito e cercato anche di ravvivare e di divulgare. E questo sarà possibile appunto anche grazie a questa istituzione del portale che è stato presentato stamattina e che avrà modo di allargare la sensibilità e la consapevolezza all'interno del mondo scolastico con la collaborazione preziosa degli insegnanti che in questi anni hanno acquisito competenza e valore, diciamo, in questo lavoro di promozione della cultura della legalità. Oggi è la giornata della memoria, ma soprattutto direi dell'impegno, perché la realtà del Veneto, l'avete detto tutti, anche da ultimo la testimonianza del generale Pellegrini, è una realtà dove la presenza ormai radicata del fenomeno mafioso impone una reazione forte.
quello che in questi anni abbiamo costruito ha messo le basi più solide per questo lavoro, e mi auguro che oggi il Consiglio regionale, il nuovo Consiglio regionale che tra poche ore si insedia, possa raccogliere questo testimone e portarlo avanti. Lo diceva anche Ciambetti, che avevo seguito nel saluto iniziale: la legge 48 ha ancora molte potenzialità da sviluppare, probabilmente avrà anche bisogno di essere rivista in alcuni aspetti, di essere aggiornata, però ecco, è una base importante che offre al mondo scolastico, in particolare in questa giornata regionale della memoria, ma poi a tutti gli altri spazi di intervento che con Avviso Pubblico, con Libera, con le istituzioni del territorio, con le forze di polizia, le forze dell'ordine, possiamo insieme sviluppare nei prossimi anni. Concludo per dare altri due o tre elementi. Innanzitutto, prima è stato nell'ultima lavoro della scuola ricordato la figura di Francesco Saverio Pavone. Ecco, abbiamo proprio in chiusura di questo mandato dato seguito a una proposta di istituire un premio alla memoria di Francesco Saverio Pavone, e il prossimo ufficio di presidenza avrà modo di concretizzare questo premio attraverso un concorso che verrà istituito in collaborazione con il centro di documentazione di Dolo, che è stato messo in piedi, diciamo, nell'ultimo anno. Poi, secondo elemento, questo nuovo Consiglio regionale avrà una commissione che si occuperà in maniera permanente e stabile del tema della legalità, e quindi chiamiamola commissione antimafia, ma promozione della legalità. E con l'osservatorio, il nuovo osservatorio regionale che verrà costituito, mi auguro a breve, sarà possibile sviluppare questi temi che anche oggi sono stati lanciati dagli studenti dei nostri istituti del Veneto. E quindi un passaggio di testimone sicuramente che io oggi do, insomma, in scadenza del mio mandato come vicepresidente del Consiglio, e che mi auguro venga raccolto, ma ho proprio credo l'impressione che tutto questo lavoro venga sicuramente portato avanti dai prossimi consiglieri, dalla appunto commissione, dalla quarta commissione che avrà questa competenza diretta. Ecco, io concludo, ringrazio tutti per il lavoro e auguro un nuovo slancio per la giornata della memoria, che appunto ci auguriamo tutti che potrà essere a Verona nel 2021, di poterla fare in presenza, e anche se fuori dall'istituzione regionale, però il mio apporto per seguire Avviso Pubblico l'attività dell'antimafia è sicuramente garantito. Quindi buongiorno a tutti e grazie soprattutto agli studenti e alle studentesse. Perderemo di vista, perché lei continuerà ad impegnarsi anche in altre modalità per portare avanti questa azione di promozione della cultura della cittadinanza responsabile e attiva. Vi ricordo che tutti i video delle scuole sono disponibili sul canale YouTube di Avviso Pubblico e sono anche caricati sul portale www.grmiveneto.it che abbiamo presentato quest'oggi, quindi trovate anche il video del liceo Montale, che per un problema tecnico non siamo riusciti a trasmettere, ma sappiamo e ringraziamo molto i docenti e gli studenti che, come tutti voi, ci tengono a che sia visto. Da parte mia, a nome di Avviso Pubblico, vorrei ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito questa mattinata. Sono diverse, mi dicono, sia su Facebook sia su YouTube. Vorrei ringraziare i relatori e le relatrici che in questi mesi sono stati dentro le scuole del Veneto a parlare di mafia e raccontare le storie di vita di alcune vittime, e quindi anche alcuni familiari di vittime che risiedono in Veneto si sono prestati a rapportare la loro testimonianza, e di questo gli siamo molto grati. Grazie a voi studenti, studentesse e docenti e dirigenti scolastici che avete accettato il nostro invito. Vi ricordo un nuovo bando che scade il 25 di ottobre per poter partecipare alla 6ª edizione.
E grazie anche per aver ricordato Francesco Saverio Pavone, perché Francesco Saverio Pavone negli anni 90 si batté molto e fece un ottimo lavoro dimostrando che il 416 bis, cioè l'articolo che definisce e sanziona chi fa parte delle mafie, poteva essere applicato anche al di fuori del mezzogiorno, perché la mafia è un metodo, ecco, di agire criminale. Grazie anche, permettetemi, a 3 persone dello staff di Avviso Pubblico, a Giulia Migneco che avete visto per la regia e per tutto il lavoro del portale e del video di stamattina, ma grazie anche ad Agnese Battaglio e a Neva Camellini che in queste settimane, in questi mesi hanno tenuto sempre i rapporti con le scuole per riuscire ad organizzare. Scusateci se c'è stato qualche problema di tipo tecnico, ma dobbiamo misurarci anche con queste difficoltà. Però l'importante secondo noi era fare Regione, Avviso Pubblico insieme a Libera questa giornata di memoria e soprattutto di impegno da parte di tutti noi. La mafia può essere sconfitta, ognuno di noi può fare qualcosa. Chi fa qualcosa a partire dal comportarsi bene in Veneto lo fa per tutto il paese, ci ha ricordato stamattina il generale Angiolo Pellegrini. Io vorrei salutarvi a nome di tutti con questa frase di Giovanni Falcone, tratta da un libro molto bello e molto importante che mi permetto di suggerirvi di leggere, è del 1991, si intitola Cose di Cosa Nostra e fu scritto con la giornalista Marcel Padovani. Giovanni Falcone alla domanda cosa possiamo fare contro la mafia, lui rispose: possiamo sempre fare qualcosa, una massima che andrebbe scolpita sullo scranno di ogni magistrato e di ogni poliziotto, ma noi potremmo dire anche sullo scranno di ogni classe, di ogni comune, di ogni gruppo e di ogni famiglia. La mafia non può permettersi di occupare il territorio e noi dobbiamo mantenere vivo un impegno anche in nome e per conto di coloro che non ci sono più, ma che si sono spesi fino a dare la propria vita per rendere l'Italia un paese migliore di quello che avevano trovato. Grazie a tutti, vi ricordo che la puntata di oggi, la trasmissione di oggi sarà visibile anche nei prossimi giorni, se potete rilanciatela per chi li ha, ma credo in tanti con i vostri social network. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima edizione, speriamo in presenza, della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.